Velocemente su questo aspetto dell'accesso ripercorro le attività svolte. Siamo partiti a contestare questo accesso realizzato in modo abusivo con un'ordinanza a maggio 2017. Successivamente la ditta ha presentato una domanda di sanatoria sulla quale si è sviluppata una lunga istruttoria e ringrazio anche l'avvocatura che ci ha dato una mano a compilare i nostri provvedimenti che abbiamo controllato virgola per virgola, e a seguito del parere negativo è stato inoltrato alla Commissione di salvaguardia, visto che quel contesto richiede anche il parere della Commissione di salvaguardia. Abbiamo ricevuto recentemente a febbraio 2018 l'espressione della Commissione, abbiamo fatto il diniego della domanda di sanatoria e quindi il 12 di aprile abbiamo fatto il provvedimento per la rimissione in pristino di quell'accesso, quello a nord. È stato assegnato un termine di 30 giorni per eseguirlo. Abbiamo visto tutti che quell'accesso non interessa più alla ditta, ci hanno messo un muro verde davanti, quindi evidentemente anche per loro non sarà un problema il ripristino. Con il direttore lavori ci siamo già parlati e quindi immagino che entro breve verrà eseguito. Mi soffermo un attimo anche sull'altro punto, quello che cita la VAS, per dire che se quella cifra individuata a bilancio per VAS non è riferita al deposito GPL. Per noi appunto la posizione tuttora in corso è il ripristino dei luoghi, c'è l'ordinanza che prevede appunto che quel deposito venga demolito e quindi non abbiamo la possibilità di attivare studi, fin tanto che la situazione non muta noi non possiamo spendere dei soldi tra virgolette per eseguire studi, indagini, perché per noi quel deposito se ne deve andare, quindi è inutile che facciamo AS, facciamo RIR, facciamo iniziative di pianificazione sulla base dell'esistenza di quel deposito, perché il nostro approccio è inverso. Siamo fermi su attività di questo tipo. Accesso su. Allora, vice sindaco? Sì, io aggiungo appunto, ho detto adesso il favoretto, visto che la nostra intenzione è quello di non ci sia messa in esercizio dell'impianto, anche per quanto riguarda la strada, il CTR ci ha consigliato, non è che ci ha imposto, di fare una rotonda davanti al secondo accesso, comunque il piano regolatore prevede una rotonda davanti all'accesso nord, quindi vicino al ponte. È stato creato un accesso più verso sud per poter limitare, quindi per poter far entrare i camion e gli autobotti e quindi diminuire i problemi relativi alla sicurezza. Ci ha chiesto di creare una rotonda. Quindi quello che è stato scritto sui giornali, che la regione ci ha imposto di fare una rotonda, non è assolutamente vero. È il CTR che ci ha consigliato per motivi di sicurezza di creare una rotonda davanti al secondo accesso per la precedazione.